Buongiorno da Leandro Maggi, oggi siamo a Rosolina in località Moceniga dove c'è questa chiesa, tra l'altro una chiesa importante del 1790 e il solito imbrattatore seriale aveva fatto un regalo, aveva praticamente imbrattato questa parete che fortunatamente anche per opera di un grande personaggio che è Remo, che è il guardiano di valle come si definisce, è riuscito a coinvolgere una ditta di mestre che sta lavorando nei cantieri visentini e sono riusciti gratuitamente a sistemare questa chiesa importante, ricordiamo del 1790. Ultima considerazione, perché non fermare questi imbrattatori seriali che stanno veramente imbrattando tutta la zona del Polesine e comincia a diventare veramente una cosa preoccupante. Andiamo a conoscere in ogni caso Remo e i protagonisti di questa opera di grandissimo senso civico. La ditta Savena con sede a Marghera ma anche a Chioggia. Mi viene da ridere. Tranquillo, tagliamo se hai problemi. Ruzzarello è stato il promotore di questa iniziativa. Esatto. Chi sei riuscito a coinvolgere per sistemare l'atto di vandalismo che c'è stato? Dunque ho coinvolto Savena. Ho coinvolto lui, visto che ero preoccupato anche un po' della mareggiata e quello che è successo, cioè mi ha dato una mano e ha fatto sua spontanea volontà, insomma, dare una mano a sistemare la chiesa, insomma, ecco, ma in maniera gratuita. Complimenti Remo, complimenti, anche se non vogliono farsi vedere, facciamo vedere anche i dipendenti che stanno facendo il lavoro e bravi. Grazie a sta ditta qua, insomma, che sta disponibile e ne ha fatto il lavoro, insomma, ecco.